Eder, Mac Pallister. Io sono 4 anni che non vivo, non è vita. Mia sorella è morta, è stata uccisa ed è provato. Sebastiano Visintin, il 14, più che modificare l'orario delle clip della GoPro, si è messo a fare dei veri e propri tagli chirurgici. Nel giro in GoPro di Sebastiano Visintin del 14 dicembre 2021 c'è un paradosso che, a forza di essere ripetuto in TV e sui social, rischia di diventare rumore di fondo. Da un lato c'è chi dice i dati tornano, punto. Dall'altro c'è chi guarda alcuni dettagli e pensa sì, però qui qualcosa non mi convince. Il punto non è scegliere una squadra come allo stadio. Il punto è capire dove finisce la solidità dei riscontri e dove iniziano i limiti tecnici che, per loro natura, creano zone grigie. Partiamo dalla cosa più semplice da capire, ma anche la più esplosiva dal punto di vista comunicativo: la scheda di memoria SD dentro la GoPro. In una conclusione tecnica viene riportato che la SD analizzata, quella contenuta nella Action Cam GoPro Hero 9 Black in Visintin, al momento dell'esame non aveva filmati presenti. Non solo. L'analisi dei file di sistema porta a ritenere che la scheda sia stata inizializzata o formattata il 13 giugno 2023, in una finestra tra le 20:37 e le 20:38. Questa frase, da sola, non dice automaticamente qualcuno ha manomesso i video. Dice però una cosa che al pubblico arriva come un pugno. Se tu speri di rivedere oggi i filmati grezzi esattamente come erano sul supporto, quella SD in quel momento non ti aiuta. E quando in un caso già discusso e iperanalizzato manca la possibilità più intuitiva, cioè prendo la scheda e vedo cosa c'è, è normale che le domande aumentino. Non perché la formattazione sia una prova, ma perché taglia una scorciatoia di verifica che tutti vorrebbero. Fin qui però c'è l'altra metà del quadro e sarebbe disonesto ignorarla. Nello stesso passaggio si spiega che l'analisi dei metadati dei filmati del 14 dicembre 2021 ha permesso di ricostruire in modo preciso alcune parti dell'itinerario in bicicletta nell'arco temporale tra le 12:16 e le 13:33. E viene aggiunta una nota concreta. Nei metadati di 9 video su 12 risultano presenti le coordinate GPS di inizio. La frase più pesante però è quella che in TV viene spesso usata come timbro. Questi dati sono in accordo con le immagini riprese dalla videocamera. Gli orari dei file trovano riscontro con quanto dichiarato da Visintin e con quanto riportato dalla ricostruzione della squadra mobile datata 14 febbraio 2022. Traduzione in linguaggio non tecnico. Per una parte consistente del materiale, chi analizza sostiene che non ci siano stacchi tra quello che il video mostra, quello che i metadati dicono e quello che risulta dalle ricostruzioni investigative. E allora perché restano i dubbi? Perché in altri estratti tecnici compaiono 2 segnali gialli che, messi in fila, spiegano benissimo l'irritazione di chi cerca un tracciato pulito al 100%. Primo segnale: l'orario potrebbe non essere attendibile. In un passaggio intestato al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia, viene evidenziato che, per ragioni tecniche, l'orario indicato potrebbe non essere affidabile, anche se viene registrata la posizione GPS. E viene aggiunto un dettaglio operativo. Le immagini però partirebbero da via Mazzini. Questa è una di quelle frasi che il pubblico sottovaluta, ma che in realtà cambia tutto quando qualcuno prova a fare i conti con il cronometro. Se l'orario di partenza non è garantito, allora ogni ragionamento del tipo in quanto tempo è arrivato dal punto A al punto B può diventare fragile. Non per malafede, ma per tecnologia. Orologio interno della camera non sincronizzato, impostazioni, gestione dell'UTC, aggancio GPS che avviene dopo l'inizio della registrazione, o semplicemente un comportamento non lineare del dispositivo in una fase specifica. Secondo segnale ancora più intuitivo: discrepanza tra GPS registrato e luoghi visibili. Qui entra in scena un file identificato con una sigla tecnica, un video da 1 minuto e 31 secondi. La relazione indica un orario di inizio alle 13:04:18 con riferimento anche all'UTC e associa un punto GPS preciso in via Bonomoea. Fin qui sembra una riga di ferro. Poi, però, arriva la frase che fa saltare sulla sedia. Anche in questo caso c'è una discrepanza tra il punto GPS di inizio registrato dalla fotocamera, che risulta geolocalizzato perfettamente nel punto di fine del video precedente, e i luoghi visibili nel filmato,
che sarebbero compatibili con un inizio localizzato in strada nuova per Opicina e una fine compatibile con il parcheggio del camping Obelisco in strada nuova per Opicina. Detta semplice, il GPS di inizio ti dice una cosa, ma quello che vedi nel video racconta un'altra zona. E non è un dettaglio estetico. Se tu vuoi usare il GPS come chiave assoluta per inchiodare gli spostamenti, una discordanza del genere ti obbliga a frenare. E qui c'è il bivio che fa impazzire internet. Bivio numero 1, quello da film thriller. Se GPS e immagini non combaciano, allora qualcuno ha modificato qualcosa. Bivio numero 2, quello molto più noioso ma spesso più reale. Esistono spiegazioni tecniche perfettamente compatibili con una discrepanza senza che ci sia per forza una manipolazione dei contenuti. Esempi concreti, senza fuffa. Il GPS può ritardare l'aggancio o mantenere per qualche istante l'ultima posizione valida, soprattutto se la registrazione parte mentre il segnale è instabile o se il dispositivo riprende dopo una pausa. È anche possibile che i metadati vengano scritti con una logica che privilegia l'ultimo fix valido rispetto al primo fotogramma effettivo ripreso in quel punto. Oppure che, tra un video e l'altro, la camera si comporti in modo tale da riportare in apertura un dato che è in continuità con la fine della clip precedente. Sono dinamiche che, per un pubblico, suonano come «ma allora non mi posso fidare», mentre per un tecnico diventano non usare quel valore come se fosse un timbro notarile. Quindi, dove sta la verità operativa, quella utile per capire il livello di affidabilità? Sta in una frase semplice. Una parte dei filmati risulta coerente tra metadati, immagini e ricostruzioni. Alcuni passaggi invece presentano criticità tecniche dichiarate nero su bianco, in particolare sull'attendibilità dell'orario e sulla corrispondenza tra GPS e scenario ripreso. E soprattutto resta l'elemento che alimenta più discussione di quanto dovrebbe, perché è emotivamente potente. La SD analizzata senza filmati e con tracce di inizializzazione o formattazione nel 2023. È l'ingrediente perfetto per far nascere la domanda più gettonata. I filmati sono stati modificati? Se si resta dentro quello che dicono i documenti, la risposta corretta non è un sì urlato e non è un no arrogante. Esistono riscontri positivi dichiarati per una porzione dell'itinerario, ma esistono anche anomalie e cautele tecniche che impediscono di trasformare metadati e orari in una verità assoluta, priva di zone d'ombra. Chi vuole certezze granitiche su ogni minuto e ogni metro deve fare i conti con il fatto che le action cam, specialmente quando entrano in gioco GPS e orologi interni, possono produrre metadati utilissimi, ma non sempre perfetti. E se c'è una cosa che questo caso insegna è che, quando una timeline diventa il cuore di una narrazione pubblica, basta anche un solo punto in cui l'orario potrebbe non essere attendibile o in cui il GPS non coincide con le immagini per trasformare una ricostruzione in un campo minato. Non perché automaticamente ci sia il trucco, ma perché quel margine tecnico diventa lo spazio in cui ognuno proietta la propria idea. Ci sono alcuni di questi video che sono stati ridotti a clip, cioè c'è stato un taglio di questi video e questo purtroppo dovrà essere Visintin a giustificare. Qua ci fermiamo un attimino per vedere la città da qua su che è stupenda. E finalmente qui capiamo cosa intendeva dire Sebastiano quando parlava di nonostante questi piccoli inconvenienti, c'era un tronco sul percorso. Adesso siamo a metà giornata, mezzogiorno, dintorno, forse un po' di più, è l'1:30. Sebastiano in queste clip ha eseguito qualche taglio. Quanto manca più o meno a livello di registrazione? Parecchi minuti, intorno a quasi 9-10 minuti di taglio complessivo di tutto il registrato che è abbastanza, diciamo, robusto. Allora Sebastiano, è possibile che hai tagliato qualche pezzettino delle tue riprese? No, assolutamente no. Che contenti che sei. Me l'avete detto tutto voi, io non penso niente, neanche voglio pensare, perché ci sono dei tecnici che hanno fatto già tutte le prove necessarie ed è stato appurato, per cui io non aggiungo niente a quello che già si sa da tempo, da un anno perfino più, che la GoPro di Sebastiano è stata manomessa, punto e basta, per cui uno quando manomette una cosa può togliere un minuto, come 10, come 20, come quello che vuole.
Cioè questo è successo, lo hanno detto gli esperti, io non sono nessuno per dire certe cose. Come mai Sebastiano cancellava dei pezzi delle riprese? Ma non so, non ho idea, io neanche mi interesso di questo. Obiettivamente però è chiaro che manomettendo l'uso della GoPro o di una macchina che uno dice che l'ho usata dalle 8 alla mezzogiorno, se dentro ci sono dei buchi di uso intendo, in quei minuti, ore si fa credere che eri con la GoPro e la bicicletta chissà dove, e invece eri tutto da un'altra parte e non viene provato, tutto là. Sono esperto di questo, però non ci vuole, ripeto, tanto. Per chi ricorda i miei video, tempo fa ho fatto vedere una webcam su Trieste che riprendeva proprio il cielo del 14 dicembre, il video lo trovate indietro sul mio canale. Convince il cielo che viene ripreso da Sebastiano nei video della GoPro alle 13:30? Ma non è tanto l'ora che conta secondo me, perché oggi per esempio a Trieste la giornata era uggiosa, giusto come si vede là. Motivo per il quale dalle 10 di mattina alle 4 del pomeriggio, tutta la giornata, perché dopo viene buio, tutta la giornata era uguale, non si vedeva il sole, era una cappa. Anche il 14 gennaio di quel maledetto anno era un tempo simile, e le ore non contano, Chiaro. sono le 10, mezzogiorno, le 2. Ma tu da quale romanzo vieni fuori? Promessi Sposi, È una delle tante opere della collana Visintin? Manzoni. Sebastiano è tornato fuori con la storia dell'anniversario del marathon e Liliana che ti vede vuole scappare terrorizzata. Allora, Sebastiano, l'ho già detto, è uno spudorato mentitore in questo senso, in questo caso, perché noi eravamo i 4+1 che hanno partecipato a quella famosa staffetta, facevamo un revival di ricordo ed eravamo tutti là meno uno, Calò Andrea, era dai parenti a Barletta, dove è nato, uno dei protagonisti. Gli altri eravamo là, abbiamo fatto un giro di campo giusto per ricordare, era o il 25esimo o il 30esimo anniversario di quella impresa. Nello stadio c'era diversa gente, non voglio dire un mucchio. Io da solo in quello stadio non ci sono mai entrato perché, come in tutti gli stadi, nessuno può andarci per conto proprio di sana pianta. Lo stadio è chiuso a chiave, c'è un custode. Noi avevamo il permesso 30 anni prima di fare quella gara. Quindi può portare tutti gli spettatori come testimoni? Neanche uno voglio portare io, perché non mi interessa, questa qua è una bufala tremenda, noi l'abbiamo fatta per conto nostro, ormai 30 anni fa o 25, dove cavolo vuole andare a cercare? Io ho parlato, l'unica persona con la quale ho parlato di questa cosa per adesso è mia figlia, la più piccola, che era lì col marito, lei se lo ricorda ma è mia figlia, non conta. Noi alla fine di quella giornata siamo andati tutti assieme ed è stato proposto da Sebastiano e Liliana dove andare e siamo andati alla pizzeria alla Tapa, tutti, certo, me la ricordo e come, tutti a mangiare la pizza assieme, tutti, per modo di dire. Non è che per caso Buonocore si è offeso in quell'occasione perché voi non siete andati da lui? Quanti eravate? Quanti clienti ha perso quel giorno? Una decina di persone. Vengono fuori cose che potevano uscire 4 anni fa, visto che è iniziata allora tutta questa baraonda, ma io ci sono dentro da 30 anni, no? da 4 o 3, per capirci. Tutto il resto, la cosa che pensa Sebastiano, lì nominato numero 2, veramente me ne potrei dire frego altamente, perché ha raccontato tante di quelle frottole. La primissima volta che noi abbiamo parlato, io stavo uscendo dal boschetto ed ero con Olga Mascolo. Io ho cominciato in quel momento a espormi, a parlare con tutti, proprio per confutare, e gliel'ho detto a lei, ecco, per confutare tutte le menzogne che io sentivo dire da Sebastiano. Quali sono queste menzogne? Quella telefonata. Lei ha chiamato Olga Mascolo. Quindi quel tuffo l'hai fatto per dargli una lezione? Ma il tuffo non è competere, quello là è un gioco. È un gioco.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.